qualcuno credo dovrebbe anche dire, no, nel momento in cui a Padova prendiamo il 6%, facciamo 2 consiglieri comunali, a Verona la perdiamo, poi perdiamo Vicenza, facciamo un consigliere comunale. Qualcuno dovrebbe anche dire che magari qualche errore lo fa e che non è così, quasi cioè, ha la capacità di non sbagliare mai, perché poi alla fine sembra che nessuno sbagli mai. C'è chi governa il partito o chi ha avuto delle responsabilità di governo del partito negli ultimi 2 o 3 anni in maniera decisa e insomma gli errori poi si pagano. L'ultima uscita da leghista lunedì sera a Ring, il talk show di Antenna 3, emittente del network Media Nord-Est, per commentare i risultati delle amministrative con Vicenza appena vinta dal centro-sinistra. Anche in quel caso Fabrizio Boron non ha risparmiato critiche a quello che ora è il suo ex partito. Ricordo benissimo il percorso che ci portò alla vittoria del 2014 su Padova. È stato un percorso dove il candidato era voluto, era scelto, si è lavorato in maniera forte sul territorio, invece di personalismi che a volte magari portano a difficoltà che poi si manifestano come l'anno scorso magari è andata a finire Verona. L'espulsione dalla Lega è arrivata di certo non come un fulmine a ciel sereno, visto che i rapporti tra il consigliere regionale padovano e il Carroccio erano tesi da più di un anno. La decisione è arrivata direttamente dal federale di Via Bellerio. Ufficialmente la motivazione dell'espulsione riguarderebbe l'insolvenza di Boron nei confronti del partito. Da mesi non verserebbe infatti la quota che ogni amministratore eletto o nominato è obbligato ad erogare. Il confronto porta sicuramente a trovare soluzioni migliori e condivise. Se poi non c'è il confronto e ci sono le decisioni calate dall'alto, qui sta parlando un po' della Lega, dai, ho capito. No, io ho detto parlo per la Lega, non mi permetto di parlare per gli altri. Ma ci sarebbero anche altri motivi, a partire dal sostegno ai candidati sindaco. Boron infatti l'anno scorso non ha mancato di esprimere il suo disappunto per la scelta di candidare Francesco Peghina, sindaco di Padova, candidato che perse al primo turno contro Sergio Giordani.